È attesa nelle prossime settimane la decisione della Consulta sulla costituzionalità della legge sull'autonomia differenziata, questione sollevata con i ricorsi di Puglia, Toscana, Sardegna e Campania che hanno impugnato la norma nella sua totalità e anche con riferimento a specifiche disposizioni. La Corte Costituzionale si riunirà a partire da domani in Camera di Consiglio, mentre la sentenza sarà depositata entro metà dicembre, quando è prevista anche la decisione della Cassazione sull'ammissibilità dei referendum abrogativi. Questo quanto deciso nella maxi udienza pubblica della Corte Costituzionale, chiamata ad esaminare le questioni collegate all'interpretazione dell'articolo 116 in relazione all'attribuzione alle regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Alcune delle questioni attengono alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia per quanto riguarda la fonte e il procedimento di determinazione, sia a proposito dell'individuazione delle materie e per il trasferimento delle funzioni. Altre questioni riguardano il procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regione, altre ancora coinvolgono le modalità di finanziamento delle funzioni trasferite. Come primo atto, nel corso dell'udienza, la Corte Costituzionale aveva ammesso gli interventi ad opponendum di Veneto, Piemonte e Lombardia contro i ricorsi delle 4 regioni di centrosinistra. Una decisione con la quale, spiega il presidente Zaia, la Consulta ha riconosciuto l'interesse del Veneto a difendere la legge sull'autonomia e il diritto a vedere rappresentate le sue ragioni nel processo. Questa decisione segna un rilevante risultato che conferma la correttezza della volontà della Regione del Veneto nella difesa di una legge che delinea il procedimento volto a garantire forme maggiori di autonomia, e questo è il nostro obiettivo, ha concluso Zaia. Questa legge non toglie garanzie, ma cerca di sburocratizzare la scommessa e far funzionare meglio le cose, quanto dichiarato dal costituzionalista Mario Bertolissi nel pool di avvocati del Veneto. Ci opponiamo alle loro interpretazioni della Costituzione, non ci convincono e ci pregiudicano, ha invece spiegato in aula Marcello Cecchetti, avvocato della Regione Piemonte.